Ci troviamo ovviamente in piazza San Marco, dietro di me il famoso Palazzo Ducale. Il loggiato superiore del Palazzo Ducale era composto da colonne bianche, 2 di queste colonne invece erano rosa. Si narra che proprio da queste 2 colonne il doge presenziasse alle cerimonie importanti di Venezia. Il colore rosa forse indicava anche il sangue, perché proprio da qui, forse, venivano emesse le sentenze di morte. E il patibolo comunque era collocato tra le 2 colonne della piazza e il condannato in direzione della torre dell'orologio, perché da lì poteva vedere l'ora della sua morte.